Throw on your boardies and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. Wow, ripidità 15%, 15, boia, vai, vediamo se siamo in terza, terza, con la turbina, che ho preso la rincorsa, sembra ce la stia facendo, ma che vada metto la seconda, però, grande cazzo, grande, super camper, mitico, potenza estrema, 18%, città preloge. Porca puttana, il mio primo 18%, cazzo culo, io c'ero. Porca troia, oh merda, dopo c'è anche la risalita. Sì, cosa siamo in quarta? Via, stracacannone, perché ho paura di non mettere in terza. Cazzo, è l'otto volante con camper, 1009 turbo diesel, sorpassa te perché hai la macchina, ti piace vincere facile, ma va da fumo intanto. Terza. E via manetta in terza con la turbina se ce la fa, se no mettiamo la seconda. Boia, è estremamente ripido ragazzo, senti che roba, c'è sgomma fra un po' le ruote, madonna, ce l'ha fatta in terza con la turbina, vai, basta adesso però, VRH Ole la città, porca puttana. Questa 14, però vabbè, abbiamo fatto la 18, quindi boh, basta, ormai siamo navigati. Sì, ma che razza di colline, porca puttana, dovrebbero mettere la carrucola per tirare sui camper, porco cane. Eravamo a VRH Ole ragazzo, cioè no Vrolle, quel che è, no VRH Ole, quella roba. The waves are cranking, it's time to charge. Let's gnarly waves. Buongiorno Slovenia, wow. Cioè aspetta, nel campanile ci hanno fatto un negozio di souvenir, che storia. È una chiesa un po' ancestrale? Sì, la chiesa del Singano era là. Ci sono 3 tardoni a destra seduti al tavolino del bar che ci stanno fissando e sorridendo. Allora, o mi sono cascate le braghe, fai vedere? No, oppure non lo so. Qua hanno fame. No, figata, guarda come fanno le consegne con il triciclo, con le casse dietro, figata. Eccolo là, ciao, saluti, arrivederci. Insomma, raccontiamo che Giovanni, no, quando eravamo al bar, ha detto aspetta che facciamo i bravi italiani, gli portiamo le tazzine vuote, no? Però giustamente magari Giovanni non si pensa che loro, non essendo abituati, magari li lasci anche un po' perplessi, no? Che dicono ma che cazzo fa questo? Infatti ci hanno guardato e hanno detto ma che cazzo vogliono? Vogliono lo sconto perché ci portano la roba? La signora ha detto che subito gli italiani, cioè Sì. che Sì, ha detto non spoil. Qui alle mie spalle hai il convento domenicano, venne istituito nel 1230 dai signori di Thu. I frati dovettero abbandonare Thu nell'anno 1786 durante le riforme di Giuseppe II. Stavo leggendo, eccolo qua, ecco qua l'inganno. Sì, forse. Allo? Is it free to enter or we have to pay? It's entrance fee, yes. It's free? No. We have to pay. We have no money inside. Ok, thank you, bye. Come in Italia da noi che per ogni scoreggia devi pagare. Sì, è vero, sta messo proprio l'antennina là sopra, porca troia. Questo è il Sklod Castle. Sì, andiamo, no? Dai Giovanni, non pensare sempre al tuo panificio, alle cose da nutrire. Tu veramente. Vabbè, dai. Andiamo a visitare queste cose qua, no? Queste cose un po' ancestrali. Qua cos'è? Oddio, ste salite estreme di prima mattina così. Porco cane. Buongiorno Italia. Buongiorno. E qua, scusa, giusto per
understandare. Permesso. Guarda il rubinetto per l'acqua. Allora, noi proviamo ad andare a vedere qua, no? Dove sono usciti tutti i bambini slavi. Ma occhio, cosa non ci scommettiamo che è anche questo a pagamento, Occhio, vieni. Sembra tipo un museo. Andiamo a vedere. Permesso. Che bello. Permesso. Nice. Permesso. Nice. Ah, c'è anche i soliti buchi. Bene l'Italia, quasi potevo farti la puntina, ma sì dai, lo mappo nel sito anche quest'area qui, dai. Sì dai, fatta, perché è molto carina. Allora io mi metto giusto al posto del parcheggio, dopo con la vista a satellite mi ricordo tutto quello che ho visitato e quindi ti segno tutto quanto quello che abbiamo fatto, perché no, merita veramente, dai. Come sosta, diciamo, di passaggio, senz'altro. E ringraziamo Giovanni perché se no Singano avrebbe proseguito per l'Ungheria. Il gatto slavo. Micio! Attraversamento pedonale solo perché ha gli occhiali da sole. Comunque no, come casette sono messi tanto meglio in media rispetto che da noi. Wow, e poi c'è sta strada che è lunghissima, infinita, eterna. Però a me rilassa, io mi piazzo qua ai 60 all'ora e ciao ne. Appunti di fauna locale, tantissimi corvi e poi ho visto una ventina di cervi che broccavano tranquilli quasi a bordo strada, quindi proprio wow. Ok ragazzi, io direi ci facciamo una piccola sostina on the road, così facciamo un po' il carico di olio e vediamo sta cesettina qua si è sverta. Aspetta che so passare proprio in tal paltanga, sa furbizia proprio, porca miseria. Sant'Antonio e San Francesco, serata come sempre, però noi possiamo guardare da qua. Beh sì, una cappelletta on the road again, tananana. Il nonno che sa la macchina, il si fida di noi altri, sa la macchina così. La zingaritudine tra noi, questa zingaritudine a Logarovci. Ecco qua, siamo a Logarovci, dove abbiamo fatto la pausa on the road e adesso andiamo avanti. Uccio che arriva a sparare qua. Andale, arriva. Forte la casettina in giardino. È vero cazzo, siamo in Ungheria, porca troia, ma mettetelo un cartello che spiega, ci avete tolto l'effetto sorpresa, dai! Cioè io sono già in Ungheria e non sapevo di esserci, vabbè dai. Guarda che sono